Il pentolone della Lega fuma e le bolle della ribellione vengono a galla. Le lettere di richiamo inviate via mail dal segretario nazionale Flavio Tosi, invece di abbassare la temperatura, ottengono il risultato opposto, alzano la fiamma della polemica. Ecco il testo della missiva, decisamente e a questo punto volutamente soft. Le questioni interne al movimento devono rimanere tali e discusse nelle sedi della Lega e non sui media e sul web. Occorre evitare polemiche mediatiche che possono solo nuocere al consenso e quindi alla causa del movimento e fornire pretesti per strumentalizzazioni giornalistiche nei nostri confronti, platealmente in atto in queste ultime settimane. Il richiamo all'ordine raggiunge 12 leghisti, nomi grossi, importanti, di quelli che fanno rumore, il senatore Massimo Bitonci, il segretario nazionale dell'Era Bossiana Giampaolo Gobbo, che fa spallucce, obietta che tutto il sistema è da valutare e rimanda ogni nodo al Consiglio federale di lunedì. La triunvira Manuela Dallago, Toni Darè, Corrado Callegari, Gianluca Forcolina e soprattutto lui, Luca Zaia, il governatore veneto, indomabile. Che qualcuno pensi di mettermi il tappo in bocca si sbaglia. È significativo il paginone dell'organo di partito, la Padania, tutto nel segno di Luca Zaia che replica la lettera del segretario nazionale Flavio Tosi. La modalità non è quella dei richiami, non è quella di pensare che tutti debbano stare zitti. Penso che il confronto ci debba essere, anche perché questo non è un partito che fa le riunioni in una cabina telefonica. Insomma, la Lega alla vigilia del Consiglio federale naviga nella bufera. Il momento è delicato. Roberto Maroni, come promesso, vinte le elezioni per governare la Lombardia, rimette il suo mandato di segretario federale. Io mi auguro, per la stima che ho in Maroni e per il bene del partito, che lui rimanga al suo posto, che rimanga a fare il segretario federale, che faccia il segretario a garanzia di tutti i militanti del partito, senza distinzione di appartenenza. Certo, nel carroccio un passo indietro di Roberto Maroni potrebbe far decollare proprio il tanto criticato Flavio Tosi in rampa di lancio per diventare il leader massimo. Un cambio al vertice che però non è per nulla scontato. Una riconferma di Maroni infatti bloccherebbe l'ascesa di Tosi e attenuerebbe i mal di pancia del movimento. E poi il nuovo eventuale segretario federale deve essere sancito dal Congresso e a quel punto i nomi che possono uscire sono tanti, come quello proposto dal leghista eretico per antonomasia, Giuseppe Covre. Anche Giampaolo Rozzo ha esperienza, adesso è disoccupato, ha esperienza enorme, uno dei primi leghisti, persona seria, capace, preparata.